Onorevole Iacolino, ecco la sua posizione politica alla luce di questi cambiamenti che sono avvenuti all'interno del PDL con lo spacchettamento in due partiti, ora c'è Forza Italia, ecco qual è la sua posizione politica? Quella che ho già annunciato qualche giorno fa, sono stato a Roma alla convention voluta da Berlusconi proprio sabato scorso, è un coerente ritorno al passato ma con uno sguardo forte nei confronti di un futuro che è particolarmente complicato soprattutto per le famiglie e le piccole e medie imprese. C'è bisogno di un fisco meno opprimente per come fin qui è stato, c'è bisogno di una tutela all'accesso al credito da parte delle famiglie, soprattutto nei confronti delle giovani coppie. Oggi abbiamo strumenti nuovi dalla politica agricola comune, dalle iniziative sulla creatività da parte dell'Europa, opere strategiche che potranno essere utilizzate se la regione sarà concreta già la prossima settimana nel corso dell'incontro che si terrà a Bruxelles per l'utilizzo definitivo delle risorse 2000-2006, completando la programmazione del 2013 e col nuovo accordo europeo adottato giovedì scorso anche per utilizzare al meglio sull'efficientamento energetico, sulle grandi infrastrutture, sull'offerta culturale anche le risorse della nuova programmazione. C'è bisogno di uno slancio nuovo, troppe famiglie, troppi cittadini, il popolo europeo vuole un'Europa più vicina agli Stati membri e soprattutto a quelli rivieraschi come il nostro che peraltro è veramente aggredito da una pressione migratoria non sempre controllabile, non sempre fronteggiabile per come dovrebbe essere. Ecco, nel territorio come vi state organizzando? Il territorio, la base del Popolo della Libertà, come ha reagito a questa spaccatura? Continuano ad esservi adesioni nel nuovo gruppo di Forza Italia, noi siamo assolutamente sereni e propositivi, riteniamo che la nuova Forza Italia debba essere inclusiva, debba aggregare, debba essere un traino vero e proprio per associazioni, per il mondo culturale, per chi offre una ricchezza in termini professionali o in termini di esperienza nel campo della pubblica amministrazione. La scommessa è proprio questa, ritrovare energia, entusiasmo, passione per obiettivi concreti. La cifra di tutto questo saranno le prossime europee. Noi siamo convinti di fare molto bene, riteniamo che altri abbiano fatto la scelta diversa perché si sono aggrappati ad una poltrona che non intendevano mollare, noi abbiamo invece fatto prevalere il senso della memoria, il senso della coerenza, il senso dell'appartenenza, quella di un centrodestra moderato che guarda al gruppo e al partito popolare europeo, ma guarda ad un'Europa che sia molto più vicina di quanto fin qui non è stato rispetto ai giovani, rispetto al mondo imprenditoriale, rispetto alle università, rispetto a tutto ciò che costituisce l'ossatura vera e propria di un'Europa integrata e coesa.